vizi sono moderato, perché ho estreme le emozioni, ed è per questo che scrivo le canzoni. Perché è come respirare e ti aiuta anche a sfogare, limitare i danni e non lasciarsi andare. E non ha niente a che vedere con l'impegno sociale, non è quello che fa male o che ti fa innamorare. Ho chiare le mie posizioni e i miei valori sono intatti, ed è per questo che preferisco sempre i gatti. A tutte le brave persone ed a chi impone un'opinione, chi non apprezza e chi non si mantiene ai fatti. E non devo spiegazioni, le mie sono distrazioni, tu chiamale se vuoi divagazioni. A questo punto ti aspettavi un ritornello e ti ho fregato sul più bello, proprio come fa la vita, che a volte scende, a volte sale, come quando fai le scale, ma non mi scende che siamo fuori dal mondiale. Io non combatto coi mulini, solo per le mie ambizioni e per chi amo senza troppe condizioni. Tutte le cose e le persone che mi fanno stare bene, quando mi manchi eppure quando stiamo insieme. Sono una bestia come tante, sorrido e poi mi arrabbio spesso, ma nell'amore è importante pure il sesso, che non ha niente a che vedere con gli addii senza ritorno, ma è più simpatico e somiglia pure a un porno. Se ti aspettavi qualche tema da perfetto intellettuale, tipo lo sbiancamento anale, puoi sempre cambiare canale. Di artisti ce ne sono tanti, tanti quanto i sognatori, cala il sipario e restano le sensazioni di un altro giorno speso al meglio, ma era il meglio che potevo. Se ero perfetto, sicuro adesso non scrivevo. Non chiedo scusa ma ringrazio dall'alto della mia umiltà, e non mi sembra il caso di farne una questione. Dico tutto quello che penso, però ci penso prima un attimo, ed è in quell'attimo che nasce una canzone. Così.